Presentato ieri pomeriggio a Porto Empedocle nei locali della Torre Carlo V il libro di Rosario D'Ottavio, Il Palazzo delle Poste e la Casa del Balilla, ovvero l'arte fascista in Sicilia. L'iniziativa, molto seguita, è stata organizzata dal Lions Club Agrigento Chiaramonte con il patrocinio del comune di Porto Empedocle. Dopo i saluti portati dal sindaco Ida Carmine e dall'assessore Stefania Laporta, con il presidente dello stesso Lions Club Enrico Fiorella, hanno relazionato la professoressa Gabriella Portalone, Gentile e l'avvocato Giovanni Tesè, moderata dalla giornalista Margherita Trupiano. Le letture sono state eseguite da Anna Grazia Montalbano, mentre gli intermezzi musicali curati da Giuseppe Porretta. Un evento che considero molto importante, è un libro che è di un grande interesse storico e nello stesso tempo anche di storia dell'arte, ma è soprattutto un richiamo alle nuove generazioni, agli studiosi, perché si possa trarre da quello che è stato il passato tutto quanto di positivo possibile per fare meglio per il futuro. Ecco, credo che sia questo il messaggio che viene fuori dal libro di Rosario D'Ottavio, di cui ho apprezzato l'obiettività, il linguaggio chiaro e soprattutto ho apprezzato il fatto che è un libro documentalmente fondato. E allora questo appello alle nuove generazioni, questo appello a tutti coloro i quali si occupano della cosa pubblica deve servire a ridisegnare un futuro migliore, più giusto, più libero, più democratico, e questo appello viene dalla Torre Carlo V di Porto Empedocle, che un tempo veniva ricordata come la torre della prigione. Spero che un giorno possa essere ricordata come la torre della libertà, della democrazia, della giustizia e della speranza. Parla di un argomento che purtroppo è poco analizzato, poco studiato nelle scuole, ma anche sui giornali. Si parla poco del periodo fascista in genere perché è considerato non political correct, come se tutto quello che fosse avvenuto in quei 20 anni fosse da giudicare negativo e da dimenticare. Invece non è così, perché ci sono delle luci, pur dovendo fare un bilancio negativo complessivamente del periodo stesso, però non bisogna dimenticare le cose buone che furono fatte e soprattutto bisogna studiare tutto, perché nella storia non si può dare un giudizio di tipo moralistico, bisogna studiare la storia così com'è, cercando di conoscerla e farsene poi un'idea.